Un altro incidente nel tratto autostradale tra Latisana e Portogruaro in direzione Venezia. Verso le 8 il tratto a tre corsie è stato chiuso a causa di un tamponamento fra tre tir che ha provocato 4 feriti, tra cui uno grave, rimasto incastrato nell'abitacolo. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco, elisoccorso 118, polizia stradale e i mezzi di Autovie Venete. I pompieri hanno messo in sicurezza i camion e con cesoie e divaricatori si sono aperti un varco per liberare l'autista rimasto incastrato, poi trasferito all'ospedale in elicottero. Alla luce dell'ennesimo incidente in quel tratto, la fondazione Think Tank Nord-Est chiede di aggiornare le priorità di intervento, perché teme anche un danno d'immagine per l'economia turistica del Veneto. Terza Corsia e Casello di Bibione dicono non possono più attendere. La situazione della A4 nella tratta San Donà di Piave Portogruaro è diventata insostenibile e con l'inizio della stagione estiva continuano è destinata a peggiorare. Da tempo la fondazione chiede Terza Corsia e Casello di Bibione, ma non è mai cambiato nulla. Un'area evidenziano che prima della pandemia metteva insieme 23 milioni di presenze turistiche, circa un terzo di quelle di tutto il Veneto. Di fronte ai danni causati ormai quotidianamente e allo stillicidio di morti e feriti è quindi giunto il momento di una forte assunzione di responsabilità, concludono, al fine di giungere al più presto possibile una decisione fondamentale per il futuro del territorio.